Ma buongiorno, buongiorno a tutti, è mezzogiorno, siamo puntuali e anche oggi siamo pronti per una nuova puntata di Io Compro Siciliano Live. Salve da Cristina Ruffino, come state? Come va dalle vostre parti? Spero bene. Allora, io vi invito subito a visitare il nostro portale, il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, dove troverete un sacco di cose molto interessanti. Saluto subito a Palermo Nicolò, che è in regia come al solito, le nostre due brave, belle ragazze della redazione, Marzia e Sonia, e a questo punto io direi di, se è pronto, collegarmi direttamente con l'ospite di oggi, con cui parleremo veramente di una cosa che vi lascerà, secondo me, a bocca aperta. Lui è un concept artist, arriva da Palermo, è palermitano, ha detto non sono siciliano, sono palermitano, in questo momento si trova a Bologna. Gli do il benvenuto, Gabriele Conte, concept artist, illustratore, freelance. Buongiorno Gabriele. Buongiorno a tutti, piacere di essere qui. Vediamo di fare una bella chiacchierata. Hai condiviso già la nostra diretta, Gabriele? Allora, non sono riuscito a condividere, ci provo subito Vai, perché vai. mi sto Provaci avvenendo di... subito nel frattempo, non preoccuparti se sei in orizzontale e faccio la stessa cosa pure io perché è importante condividere le nostre dirette, quindi condividete tutte le nostre dirette, portatele in giro per il mondo in maniera tale da far conoscere a tutti le nostre eccellenze, le eccellenze siciliane e tutto, insomma ci sono un sacco di ospiti ogni giorno all'interno di Io Compro Siciliano Live, uno più bravo dell'altro sul serio e oggi ci occupiamo ovviamente di Gabriele. Allora, Gabriele ha 33 anni, sveliamo l'età, mi sembra di sì. Sì, Ok, assolutamente. tu sei, ho detto prima che tu hai detto non sono siciliano, sono palermitano, ne vai ovviamente fiero, no? Della tua città, sei orgogliosissimo. Sì, sono fiero di essere palermitano, in riferimento in realtà al fatto di non tanto non essere siciliano, io sono siciliano nel midollo, più che altro Sì. essendomi trasferito a Bologna, molto spesso mi dicono ah, hai origini palermitane, origini siciliane? No, io non ho No. origini, io sono siciliano, sono palermitano e tutto ciò che Palermo rappresenta me lo sono portato dentro sempre e sarà sempre così. Ecco, allora tu hai praticamente una bella storia perché tu sei laureato in scenografia, ti sei laureato all'Accademia di Belle Arti di Bologna, esatto? Sì, ho completato il biennio qui, esatto. Quindi ti sei dovuto trasferire da Palermo a Bologna e diciamo che la tua città ti è mancata veramente tantissimo. Sì, assolutamente. Allora, Gabriele, pensate che cosa ha deciso di fare? Gabriele, raccontaci un po' come è nato il tuo lavoro, che poi è una vera passione, no? Perché diciamolo pure, Gabriele non ha necessità di essere famoso, non va alla ricerca del successo, ma per lui le illustrazioni e mettere praticamente le sue emozioni all'interno delle illustrazioni è un vero e proprio bisogno. Gabriele. Sì, è una necessità. Io al completamento dei miei studi ho pensato anche, ma magari mi ritrasferisco a Palermo perché io sono palermitano, ma in realtà mi sono reso conto che è una ricchezza maggiore avere le proprie origini, la propria città dentro, praticando l'arte, che in realtà viverci, perché in realtà quando tu ti allontani dal luogo di origine, scopri veramente la ricchezza che puoi avere e che puoi restituire. Magari quando ci stai dentro non hai le idee ben chiare, perché chiaramente come ogni città del mondo, come ogni regione del mondo ha i suoi pro e i suoi contro. Certo. Quando però sei lontano ti rendi conto che ti mancano alcune cose e questa mancanza che io sentivo si è concretizzata in modo del tutto tranquillo, senza nessuna pianificazione, in una serie di illustrazioni della mia città. Perché di base io disegno, chiaramente. Concept artist significa una persona che butta giù le idee in qualsiasi settore, possa essere quello della grafica, possa essere quello della cartotecnica, comunque della realizzazione grafica di qualcosa. E per grafica non intendo grafica pubblicitaria, editoriale, Ok. proprio individuare uno stile sulla restituzione di quello che vuoi dare. Ed è venuto così in modo molto casuale. Noi tra poco, tra l'altro, abbiamo anche un contributo perché io avviso chi in questo momento ci sta guardando, vi devo dire la verità, io sono rimasta veramente di stucco perché Gabriele è un genio, Gabriele fa delle cose veramente eccezionali. Non lo dico perché sei mio ospite, ma davvero sei un fenomeno, sei veramente Ti molto bravo. ringrazio tanto.
Te lo dico sinceramente, tu tra l'altro ovviamente sei un appassionato perché hai iniziato giustamente a disegnare su carta, no? Questo è Sì, stato il sì, sì. tuo percorso iniziale. Il Sì, passaggio diciamo poi che come è avvenuto? ti spiego subito, spiego anche a tutti quelli che ci stanno guardando. Il passaggio in realtà è stato molto naturale, perché io ho iniziato ad essere incline verso il disegno fin dalle scuole proprio elementari, medie, anche perché il mio percorso di studi è stato molto lineare, proprio scuole medie, liceo artistico, triennio a Palermo di scenografia, biennio a Bologna, quindi non mi sono mai discostato tanto da una via, perché chiaramente avendo un'attitudine, e quella che all'inizio pensavo fosse una passione, ma poi è diventata una ragione di vita, di forma mentis, l'ho concretizzata, cioè è stato un filo diretto. Ovviamente, avendo 33 anni, mentre frequentavo il liceo artistico e l'accademia, ancora le tecniche digitali non erano sufficientemente sviluppate o comunque alla Ok. portata di tutti. Quindi pian piano poi verso gli ultimi 2 anni mi sono avvicinato tantissimo a quello che è il mondo del disegno digitale, del concept per il cinema, per il gaming, per i CD cover, cioè tutta una serie di prodotti che potevo ottenere con una facilità maggiore e degli effetti molto più immediati. Ok, per chi non lo sapesse, possiamo un attimo spiegare quali sono i vari passaggi? Esattamente, un'illustrazione digitale, perché per qualcuno magari illustrazione digitale potrebbe essere un termine nuovo, no? Magari mai sentito, eccetera. Mhm. Allora, come viene realizzata un'illustrazione digitale? Cosa usi tu? Allora, disegnare in digitale, ormai nel 2021 ci sono diverse vie, diversi Ok, strumenti. Il più professionale di questi sicuramente è una tavoletta grafica, ovviamente vabbè, di alto livello, con un computer e un software di grafica qualsiasi. Ehm, Poi da lì ci sono anche tante variabili, tante varianti come tecnica. Io per esempio ho comprato un tablet e mi sono trovato subito bene perché adesso le app le sviluppano simili ai software di grafica, quindi riesci a trovare tutte le funzionalità di qualsiasi app di grafica e disegno in questo momento su tablet in modo molto molto veloce. Fra l'altro, più che sulla tecnica che si utilizza, che comunque può sembrare facile, perché molta gente magari mi dice, vabbè, l'hai fatto al computer, è più facile. Non è così, perché ecco. disegnare su computer o su tablet eh, ehm, raffredda tutte quelle che possono essere pennellate, colpi di segni di matita, quindi tende a raffreddare, no? L'anima che invece un disegno su carta trasmette. Quindi uno deve essere bravo a restituire il calore di un disegno reale, quindi fatto su carta, però in digitale. È E non è una vero. cosa semplice, perché a me non interessa modificare delle foto, a me interessa disegnare su un supporto da zero, come ho fatto con le illustrazioni di Palermo, dove chiaramente c'è un riferimento, perché per forza ci deve essere un riferimento, e il riferimento me lo porto anch'io dentro, nel senso che essendo palermitano, lo so. Certo. Poi ho cercato di restituire un concept, quindi qui ritorna la parola dello stile del prodotto, con i colori. Ho fatto una serie di vedute notturne di Palermo, perché secondo me Palermo è una città che la notte esprime al meglio la sua bellezza e la sua natura. Quindi ho disegnato le strade più caratteristiche, alcuni vicoli, ma anche alcune piazze, alcuni posti un po' periferici come la palazzina cinese, la famosa casina cinese, che molto spesso le persone del luogo non si vivono come dovrebbero, perché ci passano, Certo. perché ci abitano vicino, quindi non sanno bene il valore di quella cosa, no? Ed è avvenuto tutto in modo super naturale. E adesso noi vediamo che cosa è venuto fuori. Vediamo un video, Gabriele, se sei d'accordo, in regia, vediamo il Assolutamente. contributo. Perfetto.
Ecco, quando io dicevo sono rimasta veramente stupita, meravigliata, impressionata, ecco cosa intendevo, perché avete visto che cosa riesce a realizzare Gabriele, ma Gabriele secondo me è veramente molto molto difficile, no? Io te lo dico ovviamente da chi magari non ha mai pensato di fare una cosa del genere, ma io credo che sia difficilissimo perché comunque è anche abbastanza complicato, no? Fare una cosa del genere. Allora, io sono convinto di una cosa, questi disegni di Palermo, delle vedute notturne delle strade principali del centro, no? I vicoli più piccoli, anche più romantici, io li ho vissuti per tantissimi anni. Questo non è non vuole essere un discorso palermocentrico, chiaramente, perché la Sicilia per Certo, me è bella tutta, chiaramente. Però essendo palermitano ho vissuto quei posti, quindi catturare l'anima in qualche modo delle serate di festa passate magari al centro storico, è stato più un discorso legato alla mia emotività, non tanto alla tecnica di rappresentazione. Cioè, io ho fatto questi disegni, mi sono venuti così perché ho vissuto questo e questo è quello che mi manca ed è quello che mi porto dentro. Quindi in digitale creare un disegno che raffiguri, non so, la piazza del Genio di Palermo, con tutte le finestre illuminate, con i fumi magari dei locali, no? Sai, dei paninari, che noi chiamiamo paninari, che qui al sì. nord non esistono. No. Eh, è stato un lavoro che a me è venuto abbastanza naturale. Poi chiaramente le tinte, i colori che ho utilizzato sono stati una scelta abbastanza semplice per me, perché io ho un gran rapporto con le tinte magari notturne, quindi il giallo delle nostre lampade, il lucido dei nostri asfalti, perché magari il giorno ospitano i mercati, per esempio del Sì, pesce, quindi la sera le strade sono umide e riflettono tutto quello che è luminoso e ci sta sopra. Quindi in qualche modo ho cercato di cogliere il dettaglio. Molti chiaramente hanno detto, vabbè, sono fotografie. No, non sono foto, non sono partito da basi fotografiche. È stata una ricerca interiore. A me non interessa, come dicevi tu all'inizio, la popolarità. L'arte non sì, può passare per la popolarità, perché laddove c'è troppa popolarità c'è anche mercificazione. esatto. Quindi Allora, preferisco continuiamo restare tra nel poco. mondo. Sì. Continuiamo tra poco, intanto noi abbiamo uno spot, quindi 15 secondi e torniamo. Questo per ricordarvi del più grande marketplace www.iocomprosiciliano.com, visitatelo. Gabriele, io volevo farti una domanda, non so se vado un attimo, Sì. ma tu le tue opere, le tue opere si possono anche acquistare? Allora, le mie opere si possono acquistare ed è un processo, diciamo, che si svolge in maniera molto semplice. Io ho Eh, preferito non mettere le mie cose su un marketplace online, ok, proprio perché non mi andava di mercificare troppo, come dicevo prima, però chiaramente essendo un disegnatore, facendolo di professione, eh, preferisco avere direttamente io il contatto diretto con chi è interessato o alle opere che già esistono o alla realizzazione di qualcosa su commissione. ok, quindi anche su commissione, quindi eventualmente tra poco daremo tutte le coordinate proprio per contattare Gabriele che fa delle opere eccezionali. I tuoi lavori poi alla fine no, sono come delle voci. Tu non ti occupi di illustrazione. Abbiamo visto un video all'interno del quale ci siamo resi conto, no, che comunque voglio dire, le illustrazioni erano tutte riferite alla città di Palermo, ma tu non ti occupi soltanto di questo, perché i tuoi lavori, come dicevo prima, sono delle voci, no? Che esprimono sicuramente delle cose. Che cosa c'è all'interno degli altri tuoi lavori? Che cosa vogliono esprimere i tuoi lavori? Allora, sicuramente una tematica che spesso utilizzo sempre come una necessità mia principalmente è la tematica del viaggio, perché io sono un viaggiatore, ho viaggiato e mi sono trasferito, però è un viaggio particolare quello che cerco di trasmettere, perché il ruolo del concept artist è quello di fare una ricerca iconografica, quindi studiare delle immagini di stili architettonici o di stili geologici che in diverse parti del mondo la Terra ha e inventare dei paesaggi che non esistono.
e questo è un tipo di illustrazione che realizzo. Ok. Poi mi è capitato di lavorare con persone con sviluppatori di videogiochi che mi hanno chiesto di realizzare dei personaggi. Ma ripeto, definendomi concept artist, io non ho un settore soltanto. Vado dal ritratto al paesaggio, dal nudo anche a volte mi è capitato di fare dell'astrattismo, quindi non ho necessariamente un riferimento, preferisco essere un contenitore dove magari la gente riesce a trovare una chiave grafica e visiva di quello che vuole esprimere quando mi viene chiesto di lavorare. Tu hai fatto delle illustrazioni anche su te stesso, no, Gabriele? Tante, tantissime, tante perché un disegnatore, cioè è l'immagine, noi stessi siamo l'immagine di noi che vediamo ogni giorno e sempre. Cioè io riuscirei a disegnarmi a occhi chiusi perché mi sono visto talmente tante volte che chiaramente mi conosco avendo l'occhio da disegnatore. Questo mi serve perché comunque mi piace anche disegnare per delle tematiche sociali, chiaramente, ma non sociali di disagio sociale, più di attualità. Dare voce Non so se abbiamo perso Gabriele un attimo, fatemi sapere perché io credo di esserci. Eventualmente, Gabriele, se tu ci dovessi sentire, esci e rientra. Forse l'abbiamo perso un attimo. Dalla regia, Niccolò mi dai delle indicazioni? Ok, lo abbiamo di nuovo, Vediamo. Gabriele. Sì. Eccomi. Non so dove avevo interrotto, però spero di aver detto, diciamo, tutto su quello che mi hai chiesto. Sì, sì, hai detto tutto, stavamo parlando insomma di quelli che erano, di quella che era la tua persona, no? Nel senso, hai comunque, diciamo, concluso il discorso. Quali sono i tuoi progetti per il futuro, Gabriele? Beh, progetti per il futuro sicuramente da un po' di tempo sto pensando a un libro di immagini, una raccolta di immagini, sia quelle di Palermo che su altri versanti, dove magari c'è anche uno spaccato relativo alla tecnica che utilizzo, no? Possibilmente un formato quadrato, a me piacciono molto i libri quadrati, questa Ok. forma proprio quasi perfetta, no? Quindi in futuro spero di poter pubblicare questo libro, sempre diciamo abbastanza intima come cosa. Non ho mire di popolarità. Poi se la gente si interessa, chiaramente non posso dire di no, non ti faccio partecipe di questa cosa, chiaramente. Ma diciamo che sei molto modesto, tra l'altro, tu, Gabriele, no? E in effetti questo è quello che traspare dalla tua persona. Sei veramente molto modesto, mentre potresti davvero, insomma, ottenere la popolarità che non vuoi, ecco, diciamolo, mettiamolo Io su questo piano. io ti ringrazio, però il mio mestiere non è quello di diventare famoso, il mio mestiere è quello di disegnare. Chiaramente se ci sarà qualcuno che si interesserà al punto di propormi in qualche modo, chiaramente non dirò di no, perché Ok. a me interessa che la mia arte possa arrivare, non che la mia immagine possa arrivare. Poi se dovesse succedere, chiaramente non dico di no. Certo. Come possiamo trovarti, Gabriele? Sui social, dove ti troviamo? Allora, su Facebook Gabriele Conte o Gabriele Conte Concept Artist, comunque io ho il profilo mio e la mia pagina artistica. Ok, Poi un altro canale che utilizzo molto è Instagram, dove ci sono come Gabriele_Conte88. Chiaramente poi su perfetto. Instagram c'è anche sul profilo c'è la testata del mio portfolio online, del mio sito online, dove sono disponibili una serie di disegni. Ok, io vi consiglierei proprio di dare un'occhiata perché ci sono un sacco di altre cose. Oggi abbiamo visto proprio una minima parte di quello che fa Gabriele e quindi ci sono veramente, c'è un sacco di materiale da vedere. Gabriele, io ti ringrazio per essere stato insieme a me oggi, grazie mille, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, a voi per il vostro invito. Quando torni a Palermo? Quando torni in Sicilia? Io ho Bella delle domanda. ferie quest'estate, verso luglio, metà luglio potrei fare un salto, ma con questo fatto di pandemia vediamo come siamo messi. Speriamo bene, incrociamo le dita. Eh, Grazie, grazie Gabriele Conte. Grazie, un Grazie a abbraccio voi, a te e a Bologna. Allora, grazie io anche a non so, voi. Niccolò, perché oggi
Grazie Gabri. Abbiamo lasciato un po' da parte i nostri telespettatori e non so se abbiamo qualche saluto lampo da fare perché so che siamo addirittura d'arrivo, abbiamo un po' sforato. Allora, buongiorno a tutti voi, un abbraccio dal Regno Unito, da Andrea Giriri, credo da Londra, buongiorno da Amsterdam, Rolando, buongiorno anche a te. Grazie, quindi poi salutiamo Angela, salutiamo Luca, salutiamo tutti coloro i quali hanno mandato i loro salutini e il loro like all'interno della nostra diretta. Condividete, mi raccomando, io ritorno domani che è giovedì, quindi domani un'altra puntata di Io Compro Siciliano Live. Grazie Nicolò in regia, Marzia e Sonia in redazione, da Cristina Ruffino, è tutta una buona giornata, ciao!